Dedicare un anno al servizio civile, sfruttare un'opportunità di crescita, di confronto, di assunzione e di senso di responsabilità, ma anche formarsi per un possibile futuro professionale. Queste le motivazioni con le quali la Regione Veneto sensibilizza i giovani verso questa scelta. Si imparano tante cose, si impara cos'è la responsabilità, si impara cosa vuol dire donare agli altri, si impara anche che cosa significa essere impegnati, avere un impegno e rispettare un impegno. In realtà i finanziamenti sia regionali che nazionali al servizio civile si stanno sempre più riducendo, tanto che l'ultimo bando della legge 18 ha assegnato solo 130 posti su più di 300 domande regionali. A livello nazionale si è passati dal migliaio di posti nel 2007 ai 600 di quest'anno. Ma il fattore positivo è che la richiesta giovanile non manca. I giovani hanno quindi colto il valore aggiunto dell'esperienza, tanto che dal 2007 al 2009 sono stati più di 5.000 i giovani veneti tra i 18 e i 28 anni che hanno svolto incarichi di servizio civile volontario nei settori dei servizi sociali, culturali e della tutela dell'ambiente. Allora, senz'altro una cosa mi porto a casa, essendo rappresentante dei volontari, e le relazioni che ho instaurato con alcune istituzioni e anche ho migliorato, a mio parere, le relazioni con i miei amici, la mia famiglia e anche proprio il contatto diretto con gli altri. Mi sembra di essere migliorato attraverso anche la formazione e anche le esperienze che ho potuto vivere stando con i ragazzi. Io sono adottato, per cui so cosa vuol dire aver bisogno e mi sembrava giusto sfruttare questa opportunità che ti dà il servizio civile. Per un futuro poi di un giovane a livello anche professionale, ma non solo, anche umano, qual è il valore aggiunto di aver dedicato, di aver scelto di dedicare un anno al servizio civile? Sicuramente il rapporto umano che si crea con le persone e soprattutto l'esperienza in ambiti che non conosci, come il sociale e tutto quello che ruota attorno al sociale.